Le locali dell'AEP Olivieri Verona in maglia bianca, guidate da Greca Pillitu ed Emanuele Tranghese, schierano Simona Ghisellini alzatrice, il capitano Lisa Ambrosini opposto, Stefania Positello e Cristina Ballardin schiacciatrici, Fabiana Brutti e Silvia Fondries centrali, Francesca Lo Sapio libero. Le ospiti dell'Atomat Volley Udine in divisa nera, allenate da Manuel Mannucci e Fabio Sandri, giocano con l'alzatrice Silvia Wolf, l'opposto Federica Russo, il capitano Giulia Lodolo e Valentina Cozzo schiacciatrici, Stefania Papa e Silvia Zandonà centrali, Letizia Strecheli libero. Inizio davvero brutto per le locali, la cui ricezione è ingannata dalle battute di Zandonà, Russo e Lodolo. Il muro udinese blocca Positello e Ballardin, la centrale Papa e la banda Cozzo trafiggono a ripetizione la difesa veronese, lanciando le ospiti sull'11-4. I cambi di Giorgia De Stefani per la spenta Ballardin e di Greta Marcolina per Ambrosini accendono l'Antares, che con una perentoria rimonta riapre il set sul 18-17, ma un preciso contrattacco della Russo rilancia Udine sul 22-19. La faticosa rincorsa scaligera si perfeziona sul 23 pari coi muri vincenti di Brutti e Fondriest, ma le locali sbagliano nel momento cruciale. Prima il contrattacco in rete della neoentrata Marcolina, poi la pipe fuori della De Stefani regalano gli ultimi 2 punti e il primo parziale all'Atomat Udine. Le veronesi ripartono con la De Stefani in banda e con la Marcolina, confermate al posto di Ballardin e Ambrosini. Il gioco dell'Antares appare più fluido, Positello e Brutti vanno a segno ben servite dalle sapienti mani di Simona Ghisellini. L'Atomat risponde con Lodolo e con le azioni veloci dell'ottima Stefania Papa, restando in scia fino al 6 pari. Poi fa il break, portandosi sul 9-6, mettendo ancora in difficoltà la ricezione scaligera con le battute incisive della Russo, che mandano in crisi la Positello, sostituita da Martina Povolo. L'AEP Olivieri subisce il gioco delle friulane che colpiscono con gli spettacolari primi tempi della Papa e con le precise schiacciate della Cozzo, allungando sul 17-11. Come nel primo set, le veronesi reagiscono e con una serie di difese straordinarie e contrattacchi vincenti di De Stefani e Brutti azzerano il gap sul 20 pari, portandosi avanti sul 21-20, quindi sul 23-22, fallendo poi il contrattacco del possibile 24-22. Udine annulla una palla set col micidiale diagonale della Cozzo, che va a segno ancora da posto 4 firmando il sorpasso sul 25-24. La Fondriest ristabilisce la parità, ma l'Atomat è infallibile e mette a terra i 2 palloni decisivi con Silvia Zandonà e col muro vincente della Russo, conquistando il secondo set per 27-25. Greca Pillitu conferma Marcolina per Ambrosini e Povolo per Positello. L'avvio della terza frazione, con le locali avanti sul 4-2, fa ben sperare il pubblico della Palazzina, ma Udine replica con la strepitosa Russo e con l'incontenibile Cozzo, restando agganciato all'Antares fino al 10 pari, quando le friulane scardinano l'incerta ricezione veronese colpendo in contrattacco con Giulia Lodolo e infilano un break di 4 punti volando sul 14-10. Coach Pillitu ruota le attaccanti laterali, reinserendo Ambrosini per Marcolina e Ballardin per Povolo, ma stavolta la reazione scaligera ha vita breve, illudendo i tifosi sul 17-15, per spegnersi sul 20-16 con un muro subito dalla De Stefani, seguito da un contrattacco vincente dell'ottima Lodolo. L'Antares si arrende, Stefania Papa, servita dalle perfette alzate della talentuosa Wolf, schianta 2 fast nel campo veronese, decretando il trionfo dell'Atomat Udine. Noi all'inizio puntavamo a una salvezza, quindi trovarci comunque al 6° posto e andando sempre meglio è una soddisfazione per noi. Diciamo che la partita da parte nostra è stata quasi perfetta perché comunque abbiamo dietro dei dirigenti, degli allenatori che ci fanno un lavoro fantastico e ci danno a disposizione tutto quello che ci serve anche a livello proprio di conoscenza delle avversarie, quindi direi che siamo molto contente. Sono contento della prestazione di squadra, io direi che oggi abbiamo sbagliato particolarmente poco, quindi è stata quella forse la chiave della nostra vittoria. Abbiamo battuto bene, purtroppo loro qualche problemino in ricezione penso sappiano di averlo e di conseguenza abbiamo limitato un po' i loro centrali che sono 2 ottimi giocatori. Sono arrivata qui all'Olivieri un po' all'ultimo perché varie decisioni, tra cui l'università è stata l'ultima decisione che ho preso
Conoscevo molto bene l'allenatrice perché mi ha già allenato durante la selezione regionale e sapevo che era una buona allenatrice. La squadra, 2 elementi, la Ghisellini e la Positello, le conoscevo. E niente, buona squadra, il gruppo si è ben creato, dobbiamo trovare quell'ultima affinità che ci permetta di fare quel passo in più e poter magari accedere ai playoff. Secondo me le cose che potevamo sicuramente migliorare, innanzitutto la ricezione. Soffriamo spesso, però stasera in particolar modo, anche perché molte delle atlete non è che avessero delle battute molto impegnative, e nonostante questo abbiamo sofferto molto le zone di competenza, non c'era tanta chiarezza su chi si dovesse prendere la palla, infatti molti ace sono stati subiti in questo caso. Loro sicuramente hanno fatto al massimo delle proprie potenzialità, mentre noi abbiamo molto faticato anche sull'aspetto caratteriale. Nell'ultimo set non c'eravamo proprio in campo, sembrava avessimo già buttato via la partita così, senza aver voglia di lottare. È stata un po' pesante secondo me, come sconfitta, soprattutto dal punto di vista appunto caratteriale. Si poteva forse pensare di fare qualche punto questa sera, invece la sconfitta è pesante, però insomma vanno anche accettate queste sconfitte perché accadono nel campionato e nel percorso di una squadra. E io credo che già dalla prossima settimana riusciremo a tornare sui nostri livelli, proprio perché lo considero un episodio, e sarei sorpreso che non fosse un episodio ma che fosse invece un abbassamento di livello. Le partite, il campionato è ancora lungo e certamente ci allontaniamo dalla zona playoff, ma ripeto, la zona playoff era un obiettivo alto per noi. Noi pensavamo di poter stare nelle prime 6 e quell'obiettivo, ribadisco, è il nostro. Poi se viene qualcosa di più, tanto meglio.